Oggi abbiamo piantato 2300 nuovi alberi insieme ad Ali Supermercati grazie al coordinamento di Wow Nature. Un'esperienza bellissima perché hanno partecipato tantissime famiglie, tantissime bambine e bambini e è stato un momento importante perché da un lato abbiamo piantato alberi ed è fondamentale per una città come la nostra che soffre per l'inquinamento dell'aria, ma l'abbiamo fatto insieme alla città come un grande movimento popolare di gente che ci tiene a Vicenza e che ci tiene alla sua qualità dell'aria, alla sua bellezza. Assieme al sindaco erano una novantina i volontari di tutte le età che oggi hanno piantato una nuova porzione del bosco cittadino con essenze autoctone destinate perciò a resistere al clima locale. Un evento simbolico celebrato in occasione della Giornata Mondiale dell'Albero che ricorre ogni 21 novembre. Oltre a quelle messe a dimora qui, sono in arrivo quasi 600 piantine anche nell'area verde di via Divisione Iulia. Inoltre, nei giorni scorsi è partita la realizzazione del Parco delle Associazioni nell'area adiacente a Parco Retrone, con la piantumazione di altri 1200 alberi e quasi 20.000 metri quadrati destinati a prato. Un'azione destinata a durare grazie anche alla collaborazione con i privati. Siamo in zona Ponte del Corello con Ali, il nostro sponsor, che ci garantisce per 5 anni tutto quello che servirà a questo bosco, quindi la manutenzione, che vuol dire sfalci, irrigazioni di soccorso, sostituzione di eventuali piante che dovessero naturalmente morire. Quindi nelle tasche del cittadino non ci sarà nessuna spesa, ma ci saranno tanti benefici perché si potrà passeggiare all'interno di questo bosco, lo vediamo di fianco come diventerà in una decina d'anni e la qualità dell'aria sicuramente ne avrà grandi benefici.